Siamo con Luigi Pugliese, il presidente della Venere in Bikini. Al di là di quello che è successo, tanti cartellini gialli nei confronti della sua squadra, anche un rosso per Bungurà, dovrà saltare la partita di ritorno. Comunque 3 gol, 2 di vantaggio, che sono una buona ipoteca, o comunque un buon punto di partenza per la partita di ritorno. Sì, è difficile commentare questa partita perché, a parte il risultato, sono contento perché abbiamo vinto, però gli animi sono troppo alti, l'arbitraggio non mi è piaciuto assolutamente. Io per tutta la stagione non ho mai voluto parlare degli arbitri e praticamente non lo farò nemmeno adesso. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno mantenuto la calma e siamo riusciti a vincere. Guarda, non so neanche che cosa dire perché è stata una partita troppo nervosa e troppo agitata. Quindi queste sono partite che a me non piacciono perché io sono venuto qui a fare un torneo tranquillo per giocare a pallone. Poi che siano anche gli arbitri a esasperare le partite, questo a me sinceramente non piace. Se non vogliamo parlare di questa partita, magari pensiamo già alla prossima, il ritorno in casa alla Stella Azzurra. Sicuramente questo sarà un buon punto di partenza per poter approdare alle Final Four. La Venere comunque è compatta, i giocatori sul campo nonostante tutto hanno risposto bene. È una squadra assolutamente compatta, è una grande squadra e l'ha dimostrato dall'inizio fino adesso. La prossima sarà tutta un'altra partita, spero che sia una partita tranquilla e speriamo di giocare a pallone. Grazie mille, Presidente. Prego.